Oggi, per Napoli Cold 24, ci informeremo sullo stato attuale dei principali due vulcani italiani, il Vesuvio e i Campi Flegrei. Tutti e due si trovano nella regione Campania, tutti e due nel Golfo di Napoli. Per prima cosa parliamo dello stato attuale del Monte Vesuvio. Il Monte Vesuvio attualmente è caratterizzato dalla presenza di un sistema idrotermale che alimenta un campo di fumarole all'interno del cratere. L'istogramma che segue mostra il numero di terremoti per anno. Come visto, gli eventi sismici i cui epocentri sono rappresentati nella figura successiva. Gli eventi sismici del Vesuvio hanno una profondità ipocentrali, comprese nei primi 6 km, e valori di magnitudo che raramente risultano maggiori di 3. Le caratteristiche spettrali degli eventi sismici, i meccanismi focali e la forma d'onda sono tali da far attribuire il meccanismo sorgente e fenomeni di fratturazione delle rocce. Tali eventi si definiscono vulcano-tettonici e non sono direttamente associati al movimento di masse magmatiche. Le osservazioni geochimiche dell'area vesuviana consistono nel monitorare il processo di degassamento nell'area craterica e nello studiare le emissioni fumaroliche presenti al fondo e sul bordo del cratere. Tali osservazioni avvengono tramite stazioni in continuo e misurazioni periodiche del flusso di CO2 e misurazioni delle temperature superficiali del suolo mediante una telecamera all'infrarosso a cadenza giornaliera tramite rete TMN-ET con telecamera fissa, con misure giornaliere e telecamera portatile con misure mensili. Le misurazioni discontinue di flusso CO2 nel bordo orientale del cratere non evidenziano oggi variazioni significative rispetto ai periodi precedenti. I parametri chimici delle fumarole non hanno mostrato variazioni significative rispetto ai periodi precedenti. Non si osservano quindi variazioni significative nelle misure delle temperature superficiali del suolo. Un riassunto di tutto ciò possiamo elaborarlo tramite il semaforo qui riportato che ci dice che il livello dello stato attuale del Monte Vesuvio è a livello verde, cioè base, quindi non si evidenziano anomalie allo stato del Vesuvio. Adesso parliamo della caldera dei Campi Flegrei. Lo stato di attività di un'area vulcanica è monitorata attraverso l'osservazione di parametri geofisici e geochimici, come sappiamo. Quindi la caldera dei Campi Flegrei è un meccanismo molto complesso e viene controllato tramite dei sistemi automatici e interpretati dai ricercatori di diversi settori. Adesso parliamo un po' della sismicità dei Campi Flegrei. Dal 5 febbraio al 5 marzo 2013 è stato registrato ai Campi Flegrei un solo evento sismico di piccola magnitudo e come sappiamo nel 2015, quest'anno esattamente ad ottobre, ci sono stati due sciami sismici. Variazioni macroscopiche dell'attività fumarolica. Il cronogramma illustra l'aumento di temperatura registrato a Pisciarelli, comune di Pozzuoli, dal 2005 al 2015 e l'occorrenza di fenomeni causati dall'incremento attività esalativa. In conseguenza dell'incrementata attività dell'area vulcanica dei Campi Flegrei, l'Osservatorio Vesuviano emette bollettini settimanali per il Dipartimento della Protezione Civile. Quindi, per fare un riassunto, i Campi Flegrei sono più monitorati dovrebbero essere più monitorati del Vesuvio perché, come riportato dal semaforo qui riportato, i Campi Flegrei sono in stato giallo, cioè attenzione.
quindi sono state osservate delle anomalie, ma con questo non vogliamo assolutamente procurare allarmismo, ma anzi vogliamo solo fare semplici informazioni. E per Napoli Cold 24 oggi è tutto. Buona serata. Seguici e clicca mi piace sulla pagina Facebook Monitoraggio Vulcani. A presto!